campo principale di oggi, di questo nuovo appuntamento con tutto il calcio minuto per minuto, sarà lo stadio Mario Rigamonti per Brescia-Cagliari. Massimo Barchiesi. Dallo stadio Rigamonti che accoglie la capolista Cagliari in una giornata dal cielo velato e fredda, temperatura intorno agli 8 gradi, 4 vittorie consecutive, miglior attacco del campionato con 30 reti all'attivo, terza miglior difesa con 10 gol subiti, numeri di rilievo che hanno lanciato il Cagliari da solo in testa alla classifica in un momento in cui la formazione di Massimo Rastelli sta facendo valere la netta superiorità a livello tecnico rispetto all'avversario. Quello del Rigamonti è un test importante per il Cagliari per quanto riguarda la crescita di risultati in trasferta ed è questo l'unico appunto che si può fare finora ai rossoblù, imbattuti al Sant'Elia con 8 vittorie in altrettante partite giocate, alterni però nel rendimento fuori casa, e vedremo se il 3-0 rifilato allo Spezia 2 settimane fa avrà sbloccato definitivamente il Cagliari nelle gare lontano dal Sant'Elia. Test difficile dunque per la capolista, perché il Brescia ha trovato una buona solidità difensiva in casa, visto che non subisce gol da 237 minuti e che a Rigamonti ha costruito la sua classifica che lo vede occupare al momento l'8° posto, ultimo utile per agganciare i playoff. Dei 20 punti in totale il Brescia ne ha conquistati 16 in casa. Per provare a cancellare lo 0-4 incassato a Perugia una settimana fa, il tecnico dei Lombardi Roberto Boscaglia ha scelto la seguente formazione e sarà un Brescia d'assalto 4-4-2, il modulo che prevede davanti al portiere Minelli una linea difensiva formata da Camilleri, Antonio Caracciolo, Castellini e Colì, a centrocampo Kupic, Mazzitelli, Martinelli e Embalo, in attacco, e questa è la sorpresa dell'ultima ora, Gego e soprattutto Andrea Caracciolo. Dunque 2 attaccanti di ruolo, 2 centravanti di ruolo per il Brescia. Risponde il Cagliari 4-3-1-2, il classico sistema tattico adottato da Massimo Rastelli. Storari in porta, in difesa Pisacane, Cepitelli, Krainc e Murru, a centrocampo De Sena, Di Gennaro e Fossati, in attacco Joao Pedro, alle spalle di Melchiorri e Giannetti, ovvero la formazione che ha battuto 3-0 l'Ascoli lunedì al Sant'Elia. Dirigerà la penna di Roma, gettone numero 60 in Serie B, a te Filippo Corsini. Gara iniziata da 2 minuti e 20 secondi, 0-0 tra Brescia e Cagliari. Brescia in campo con la tradizionale maglia blu con W sul petto bianca, dall'altra parte sembra di vedere l'Olanda, in quanto il Cagliari sta giocando con un completo arancione e attacca in questo primo tempo da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione. Cagliari che sta gestendo già diversi palloni in questo inizio di partita, sta attaccando ora la formazione capolista. De Sena, limite, carica il destro, De Sena fuori un soffio ed è già palla gol per il Cagliari. Dopo 3 minuti De Sena calciato dai 18 metri, pallone che ha lambito il palo alla destra di Minelli, che si era proteso in tuffo nel tentativo di deviare il pallone, non poteva arrivarci, per sua fortuna è terminato di pochissimo a lato, un pallone ad uscire quello di De Sena. 0-0, ma Cagliari già pericoloso dopo 3 minuti. 8° minuto, 0-0 tra Brescia e Cagliari, ma poco fa il Brescia è andato vicinissimo al gol del vantaggio. Iniziativa di Embalo, perfetta la sua verticalizzazione per Andrea Caracciolo, scattato in posizione regolare, si è presentato solo davanti a Storari, che d'esperienza, di bravura è riuscito a respingere la conclusione dell'attaccante del Brescia. Davvero una ghiottissima palla gol per la formazione di Roberto Boscaglia, che ha risposto dunque dopo l'opportunità avuta dal Cagliari. Siamo nel corso del 14° minuto, 0-0 tra Brescia e Cagliari, ma poco fa un'altra opportunità da gol per il Brescia, iniziativa sulla sinistra di Embalo, piuttosto ispirato il giocatore della Guinea in questo inizio di partita, cross basso, prima conclusione di Checo, spalle alla porta, si è girato, ha intercettato Cepitelli, poi il pallone è arrivato a Mazzitelli, ha cercato di piazzare dal limite il pallone alla sinistra di Storari, pallone però troppo centrale e bloccato dall'estremo difensore del Cagliari. Insomma un Brescia che sta mettendo alle corde la capolista, già 2 occasioni per la squadra di Boscaglia. 20 minuti e 30 secondi nel corso del primo tempo, 0-0 tra Brescia e Cagliari, ma non si gioca da 2 minuti perché si è fatto male, temiamo anche seriamente, De Sena. Tutto per un'entrata assurda, solo ammonito dal direttore di gara, una bruttissima entrata scomposta su entrambe le caviglie del giocatore del Cagliari, tant'è che sta per entrare Teio nella formazione allenata da Massimo Rastelli. Si è accesa una rissa proprio all'altezza della linea di metacampo, sulla linea del fallo laterale. De Sena è ancora a terra, ora è arrivata la barella, ma non si gioca davvero da oltre 2 minuti a questo punto, quasi 3, perché l'intervento, vi assicuriamo, si è scusato in tutti i modi
tutti d'accordo, ma l'entrata è stata veramente tremenda, durissima. Gli applausi sportivi del pubblico del Rigamonti a Dessena, si è fatto male sul serio Dessena, su questo non abbiamo dubbi purtroppo. Un'entrata tremenda, era un intervento da rosso senza esitazione, invece solo cartellino giallo nei confronti del giocatore. Non si gioca a Rigamonti, 22esimo nel corso del primo tempo, ovviamente cambio, entra Teio, esce Dessena, 0-0 tra Brescia e Cagliari. Linea Como. Siamo al 27esimo nel corso del primo tempo, 0-0 tra Brescia e Cagliari, ma sono in atto vendette su vendette dopo l'intervento durissimo da parte di Colì. L'intervento è stato di Colì, che è stato ammonito, tra l'altro è stato espulso anche l'allenatore del Cagliari, Rastelli, per proteste, perché giustamente a nostro avviso rivendicava un'espulsione. Vediamo il Brescia pericoloso all'interno dell'area di rigore con Greco, che però ha commesso fallo, tra l'altro era anche in posizione di fuorigioco. Punizione per il Cagliari, ma il nostro sguardo è rivolto soprattutto su quello che sta accadendo a bordo campo, perché è entrata l'ambulanza qui allo stadio Rigamonti e Dessena è ancora lì in barella per terra in attesa di essere trasportato in ospedale, perché ripetiamo, purtroppo Dessena si è fatto male in maniera notevole, temiamo, da qui anche la presenza della barella, ma si era capito da subito, perché i giocatori del Cagliari in particolare erano stati chiarissimi con gesti inequivocabili e fatto sta, insomma, si è acceso questo parapiglia, poi sono avvenuti falli a ripetizione da una parte e dall'altra, e qui deve essere preciso e attento l'arbitro La Penna, perché la partita potrebbe scappargli di mano. Siamo giunti al 28esimo, si è giocato pochissimo dopo l'infortunio di Dessena, 0-0 tra Brescia e Cagliari. Linea Como. Torniamo a Brescia-Cagliari. Mi dà la linea Corsini, mentre l'ambulanza che accompagnerà Dessena in ospedale sta lasciando i Rigamonti proprio in questo momento e si teme una rottura di tibia e perone, soprattutto ricordando la dinamica dell'infortunio subito dallo sfortunatissimo capitano del Cagliari. Siamo nel corso del 40esimo minuto, 0-0 tra Brescia e Cagliari, ma è un Cagliari che ci appare particolarmente scosso dopo il grave infortunio subito da Dessena, che lo ricordiamo ha lasciato i Rigamonti all'interno dell'ambulanza, trasportato in ospedale dopo il durissimo intervento su di lui da parte di Colì. Tutto pronto per l'inizio della ripresa, squadre dunque tornate sul terreno di gioco, 0-0 al termine dei primi 48 minuti, un primo tempo segnato in negativo dal grave infortunio subito da Dessena dopo una durissima entrata di Colì, che è stato solo ammonito dall'arbitro La Penna. Inizia in questo momento il secondo tempo con il calcio d'avvio del Brescia. Dicevo, si è giocato in pratica per 19 minuti e in quei 19 minuti abbiamo visto una bella partita con il Brescia assai spigliato, con due occasioni, clamorosa quella di Andrea Caracciolo, è stato bravo Ostorari ad evitare il gol ed era stato proprio Dessena il giocatore che aveva aperto le danze con la prima palla gol della partita, una sua conclusione dal limite che è terminata di pochissimo a lato. Poi c'è stato questo bruttissimo infortunio subito dal capitano del Cagliari, che dopo 10 minuti dall'infortunio è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Chiaramente aspettiamo notizie, ve le daremo in tempo reale. Chiaramente, fatto sta che comunque abbiamo carpito un'indiscrezione secondo la quale Dessena, appena subito il brutto fallo dall'avversario, si è rivolto verso la panchina del Cagliari urlando "s'è rotto, s'è rotto". Questa è una nostra indiscrezione, appunto, che comunque certo è che l'infortunio è davvero molto grave. Tra l'altro è stato espulso anche il tecnico del Cagliari per proteste, Rastelli, che invocava giustamente il cartellino rosso nei confronti di Colì. Da quel momento in poi in pratica non si è giocato. Il Brescia in vantaggio, ha segnato Caracciolo ha segnato Caracciolo esattamente al terzo della ripresa. Brescia 1, Cagliari 0, Andrea Caracciolo. A te pallone. Brescia-Cagliari. Prova a reagire il Cagliari dopo la rete subita al terzo minuto di Andrea Caracciolo. L'azione organizzata dai due attaccanti del Brescia. Checo ha servito largo un pallone a Caracciolo, scattato in posizione regolare, diagonale sul secondo palo, pallone che ha proprio sbattuto prima sul palo interno e poi è terminato in rete. Vediamo Di Gennaro, colpo di testa insidiosissimo tentato da Giannetti, pallone sul fondo. Poco fa un altro colpo di testa, sempre su azione da calcio d'angolo di Krain,
Sainz con il pallone terminato alto. Dunque un Cagliari che sta cercando di reagire dopo la rete subita all'inizio della ripresa, dopo 3 minuti di Andrea Caracciolo, il terzo gol in campionato realizzato dall'Airone. Almeno un paio di occasioni. Kupic, il raddoppio del Brescia al 12° della ripresa. Brescia 2, Cagliari 0 a te Monaco. Sì, grazie a Barchesi. E dunque il Brescia raddoppiato con il polacco Kupic al gol numero 5 in campionato, calcio di punizione dalla 3/4, battuta da Mazzitelli, ha fatto da sponda di testa Andrea Caracciolo, è arrivato in corsa Kupic che ha insaccato nell'angolino basso alla sinistra di Storari, completamente fuori gioco il portiere del Cagliari che nulla ha potuto. 2-0 dunque per il Brescia sul Cagliari, un Cagliari che ricordiamo è assai scosso per il grave infortunio subito da De Sena nel corso del primo tempo. Siamo al 13° della ripresa, Brescia 2, Cagliari 0, Como. A Livorno al 34°. Embalo 3-0 per il Brescia, Temeini. E dunque il Brescia ha chiuso la partita con uno dei suoi migliori uomini quest'oggi, Embalo, la guizzante ala sinistra della Guinea, che ha chiuso un contropiede da lui stesso imposto. In realtà, partito dalla propria metà campo, è arrivato fino all'interno dell'area di rigore. La conclusione sul primo palo, è riuscito a deviare Storari, a toccare il pallone ma non ad allontanarlo, pallone stesso che poi è terminato in fondo alla rete. Dunque 3-0, secondo gol in campionato per Embalo, andato a segno alla 4ª giornata contro la Provercelli, e partita virtualmente chiusa. Davvero una giornataccia per il Cagliari, soprattutto lo rimarchiamo ancora una volta il grave infortunio subito da De Sena al 20° del primo tempo. E dal punto di vista della classifica, chiaramente con il Bari che sta pareggiando, soprattutto il Crotone che ha vinto ieri alla Spezia, ora il Crotone si è portato a -1 dal Cagliari. Davvero una giornataccia per la formazione di Massimo Rastelli, peraltro espulso subito dopo l'episodio chiave di questa partita, ovvero l'infortunio di De Sena. Siamo al 39° nel corso della ripresa, Brescia 3, Cagliari 0, linea Como. Un tiro a pelo d'erba che ha sfiorato 4-0 Brescia, ancora Kupic a te Monaco. Sì, grazie a Barchesi. Finale a Brescia, Brescia batte Cagliari 4-0 a te Monaco.